Il rapporto tra resistenza e fumetto va avanti da oltre 70 anni e in questo video vedremo alcuni esempi. Devo fare una doverosa premessa, ovvero sia che il fumetto, come tutte le forme d'arte, è invisa alle dittature e anche in Italia il fascismo pose la sua mannaia, quella della censura, su tutta la produzione. Questo vide la totale mancanza di fumettisti che potevano raccontare quello che volevano e tutto era vincolato alla narrazione di una grande nazione, di una nazione potente, imbattibile, con l'epica chiaramente dettata dal fascismo. Cosa succede però? Che una cosa molto curiosa è nel 1942 esce un albo che si chiama Il prigioniero dei partigiani ed è molto curioso perché appare per la prima volta la figura di un resistente. Questa figura appare come ovviamente un nemico, ma su un fumetto approvato dal regime. Questo ci dice molto, vuol dire che i partigiani già nel 1942 erano una minaccia per questo regime e attraverso il fumetto hanno cercato di inculcare nella mente dei più giovani che queste persone erano poco raccomandabili. Quindi la prima apparizione di un fumetto partigiano è stato fatto proprio dai fascisti. Nel 1940 esce un fumetto dell'Intrepido che si chiama Cuore Garibaldino, che racconta una storia su Garibaldi e sul Risorgimento. Col passare del tempo queste avventure a puntate virano. Perché? Perché ci stiamo avvicinando alla liberazione e quindi il pretesto di una storia sul Risorgimento diventa un pretesto per raccontare invece la liberazione d'Italia. E qui il fumetto passa da Cuore Garibaldino, inteso come quello dei Mille, a Cuore Garibaldino, inteso come formazione partigiana. Ed è molto curioso vedere questo passaggio che sente che sta cambiando qualcosa. Nel 1945 le edicole tornano piene di fumetti, di avventura, di intrattenimento, ma anche di fumetti che raccontano l'epopea partigiana. Uno di questi è Sciuscià, ispirato agli scugnizi napoletani che avevano a loro modo combattuto il nazifascismo, ed è molto interessante vedere come anche il fumetto abbia voluto raccontare quello che è stato un movimento popolare di insurrezione. Nel 1946 nelle edicole italiane arriva il primo fumetto interamente dedicato a un partigiano, si intitola proprio Pam il partigiano, con questo nome di battaglia, e racconta dei fatti che si sono svolti in Toscana e a Firenze, esce in 5 albi. È interessante vedere come l'autore Nino Camus utilizza un tratto realistico, quello che da lì a poco diventerà ultra popolare grazie al fumetto Bonelli. Dopo qualche anno, nel 1950, esce in tutte le edicole, in tutte le sezioni di partito, una testata che si chiama Il Pioniere. Il Pioniere era la rivista per ragazzi destinata appunto ai figli dei comunisti e si contrapponeva al Vittorioso invece, che era un settimanale di ispirazione cattolica. Il Pioniere, ricordiamolo, che è stato diretto anche da Gianni Rodari, racconta la storia partigiana con dei fumetti che sono non solamente pubblicati in occasione del 25 aprile, ma proprio c'è una politica di raccontare ai più giovani a distanza di 5 anni che cosa è stata la Resistenza. Fino agli anni 60 diversi giornali per ragazzi iniziano a interessarsi al racconto della resistenza a fumetti. Il Pioniere continua con le sue pubblicazioni, ma anche i giornali di ispirazione cattolica come il Giornalino dedicano ampio spazio, soprattutto incentrando le storie di resistenza dei più giovani, dei ragazzi che hanno contribuito come staffette o come informatori delle linee partigiane. Nel 1970 anche una rivista popolare come il Corriere dei Ragazzi, la versione per i più grandicelli rispetto al Corriere dei Piccoli, in occasione del 25 aprile pubblica una storia sceneggiata da Alfredo Castelli e disegnata da Ugeri che si intitola Quest'uomo deve morire. Il fumetto è il racconto delle vicissitudini di Duccio Galimberti, un partigiano assassinato dai fascisti proprio perché in possesso di informazioni relative alla guerra partigiana. Quindi anche qui vediamo attraverso un tratto realistico che i più giovani sono invogliati a informarsi sulla storia della liberazione.
Sul finire degli anni 70 però l'Italia è scombussolata da una serie di eventi epocali, siamo reduci dal 68 e i linguaggi subiscono un cambiamento. Quindi passiamo da un racconto della resistenza in qualche maniera didattico a un racconto più applicato alla realtà di tutti i giorni. Un esempio eclatante è quello di Andrea Pazienza, autore famosissimo, che addirittura approfitta dell'elezione di Pertini, il presidente partigiano per eccellenza, per iniziare a raccontare delle storie dove i protagonisti sono loro due, Paz e Pert, ambientate appunto durante il ventennio fascista. Pazienza e Pertini sono due figure uniche nel loro genere. Il primo è uno degli autori che sta esplodendo a livello artistico in Italia alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80, mentre Pertini è il primo presidente partigiano vero e proprio, e il duo si rivela, oltre che comico, veramente scoppiettante. Le storie, oltre ad essere ambientate in tutta Italia, un po' a scelta completamente casuale, non si concentrano sul fatto di raccontare i fatti storici per come sono avvenuti, ma racconta qualcos'altro, ovvero sia la quotidianità che attraverso la deformazione anche satirica del Presidente della Repubblica e dello stesso autore ci porta a scoprire come poteva essere la vita di tutti i giorni anche durante il fascismo. Attorno agli anni 2000 invece è un'altra rivista popolare, il Vernacoliere, testata satirica livornese, che ospita le tavole di Alberto Pagliaro intitolate I figli della schifosa. I figli della schifosa è una definizione tosco-emiliana che si dà degli ultimi, dei più poveri, di quelli dimenticati. Pagliaro nel suo raccontare, nel suo disegnare queste storie, pone l'accento su una cosa molto interessante, ovvero sia il punto di vista dei bambini, delle donne e di tutte quelle figure che sono sempre rimaste un po' ai margini del racconto, della grande narrazione della Resistenza, nei fumetti, se non altro. E la cosa interessante è che la delicatezza nel raccontare queste storie quotidiane dove non si vede né uno sparo né una goccia di sangue, ci porta a immedesimarci nei personaggi che vengono descritti. Negli anni 2000 anche l'ANPI inizia a utilizzare il fumetto per raccontare la Resistenza e lo fa attraverso le sue riviste, le sue iniziative. Una che mi piace ricordare è l'ANPI di Sacile, che nel 2012 realizza con 12 fumettisti un calendario proprio per avvicinare i più giovani a questi temi. Negli ultimi 10 anni iniziano a fiorire numerose iniziative, appunto, tra cui vale la pena ricordare il libro di Baldazzini, L'inverno di Diego, ma anche iniziative di gruppi di autori collettivi che vogliono raccontare in un modo nuovo la Resistenza, applicandola all'oggi. Un libro molto interessante è Res Istanze, è un libro collettivo dove molti fumettisti hanno raccontato sia avvenimenti del passato, ma con un occhio di riguardo anche all'oggi. Negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo periodo accade un fenomeno abbastanza particolare, quello dei fumetti creati, prodotti, editati, disegnati da autori post-fascisti che iniziano a inondare non solo le librerie ma anche le scuole. Ecco, di fronte a questo fenomeno chiaramente c'è stata anche una risposta. La più curiosa sicuramente è quella di Quando c'era lui, un fumetto satirico di Antonucci e Fabbri che racconta il ritorno del Duce nei giorni nostri, con una piccola differenza, che torna con la pelle di colore nero. Questa cosa ha indignato molti esponenti di estrema destra, tanto da fare delle incursioni durante la presentazione di questo fumetto a Roma e versando della Coca-Cola, qualcuno di voi forse lo ricorderà, sugli albi. Questa cosa è interessante perché dimostra che ancora oggi ridere e prendersi gioco di queste persone le fa molto arrabbiare e quindi capiamo che l'ironia, la satira, l'umorismo, la risata in sé è un'arma fortissima contro chi vuole invece propagare odio. Per concludere questa piccola carrellata non esaustiva sicuramente su quanto è stato il rapporto tra fumetto e Resistenza, oltre ad invitarvi a recuperare questi titoli se già non li avete in casa, perché oltre ad essere ben disegnati e ben raccontati sono anche degli albi che in qualche modo ci fanno riflettere. Infine mi preme segnalare un'iniziativa interessante che è proprio di questi giorni a Roma, una fanzine che si chiama Antifanzine, realizzata da
molti disegnatori antifascisti che raccontano piccole pratiche di resistenza, una serie di fumetti di diversi autori, tra cui mi piace ricordare sicuramente Alessio Spattaro e Zero Calcare, che raccontano piccole pratiche quotidiane di resistenza. Ecco, l'invito che mi sento di fare a tutti alla fine è quello di leggere fumetti, perché leggere fumetti è una forma di resistenza, fare fumetti è una forma di resistenza, soprattutto al giorno d'oggi, e quindi vi invito a supportare questa forma di resistenza. Grazie e buon 25 aprile a tutti.